Siamo qui con Lisa Festa, scrittrice, e tutti la conoscono sia per la sua voglia di divertirsi, ma anche perché trasmette sempre positività. Ciao! E lei ha scritto 3 libri per Panda Edizioni, e quindi ti chiedo quando è scattata la tua voglia, il tuo desiderio di scrivere, e cosa vuoi trasmettere, qual è il messaggio che vuoi comunicare attraverso la scrittura? Diciamo che l'arte a me è sempre piaciuta molto. All'epoca il mio sogno era quello di diventare attrice, frequentare l'Actor Studios in New York. Infatti studiavo lingua e letteratura da America, avevo vissuto sia a Miami che a New York per vedere quale scuola sarà stata la mia futura, la mia futura scuola, scusa. E ho sempre avuto il diario quotidiano di scrivere ciò che facevo, scrivevo poesie, ovviamente nessuno le ha mai lette, le rileggo io. Però da diventare scrittrice è nata con il mio problema di salute che ho avuto a 20 anni, che mi ha aiutato appunto per Quasi l'afasia. tutti lo sanno, ma Io ho Lisa ha 20 avuto un anni. ictus. Sì, ho avuto un grave ictus a 21 anni appena compiuti, e quando stavo in coma dicevo sempre sì no Miami, sì New York. Che poi da cui poi sono I nati titoli dei primi 2 libri. E quindi diciamo che sì, l'arte mi ha aiutato a rinascere nella mia seconda vita, soprattutto anche per aiutare le persone. Ecco, io forse avrei fatto volentieri la comica della situazione, perché mi piace far ridere le persone, e spero di aver sempre aiutato per i miei lettori che mi leggono, e anche ricevo tuttora nonostante i libri. A tenere alto il morale, insomma, Sì, a tenere alto il morale. in tutte le situazioni della vita. Sì, esatto, ma soprattutto la comunicazione è importantissima, quella è la prima cosa che ci viene da fare, parlare quando nasciamo, piangiamo, e quindi sia la comunicazione verbale che la comunicazione scritta di per sé. Sì, adesso ci sono moltissimi partecipanti ormai siamo già arrivati della 3ª edizione del premio letterario Prunola, e quindi tu che sei nella giuria, cosa valuterai tra le opere letterarie che dovrai leggere? Cosa valuterai? Cosa ti potrebbe colpire? Io sono molto felice e fiera di partecipare a questo, come giurata, a questo Gran Premio Prunola, anche perché l'ho visto nascere, essendo che ci conoscevamo appena con Andrea Tragli e Alessandro. Allora diciamo che io, avendo vissuto all'estero, tifavo sempre per questo premio che era nato 3 anni fa. Adesso che sono qui a Castelfranco definitivamente, sono felice appunto di partecipare e spero di leggere la passione delle storie degli scrittori che mi arrivano, perché la passione è fondamentale nella vita ed è tutto, ed è un aiuto grandissimo, come è stato per me, per qualsiasi persona. Penso che la passione è innata in noi, soprattutto artisti. Sì. Quindi sì, no, Miami, sì, New York, ma anche Amo lei, l'ultimo libro che hai scritto. 2 sono autobiografici, mentre il terzo è comunque una storia vera, quindi che parla in cui tu parli l'abuso sia fisico che mentale. E qui da dove hai attinto, dove hai tratto quest'ultima storia? Io sono abbastanza fortunata perché divento amica delle mie lettrici che mi scrivono, e un diario mi è arrivato a casa un giorno e mi ha appassionato, anche perché la sua vicissitudine che troverete o che avete l'occasione di sfogliare in Amo lei è leggermente simile a quasi tutte le donne, insomma, anche se non sono state violentate fisicamente, però a quasi tutte capita di essere maltrattate di una violenza psicologica. Esatto. Magari anche agli uomini, insomma, non bisogna essere femministe, può anche essere che... Sì. E quindi sì, mi sono descritta in un altro personaggio che non è Lisa Festa, ma che è Sophie, e è stato un po' difficile distaccarsi, però diciamo che quando riesco a entrare nelle parti ci cado bene. Bene, quindi anche un libro che aiuta a riconoscere l'abuso e quindi a difendersi. Sì, soprattutto anche grazie all'amore di
che lei ha ricevuto questo aiuto ed è particolare, insomma. Bene, quindi un altro messaggio positivo. E adesso qual è il suggerimento che daresti a un aspirante scrittore o scrittrice? Intanto pazienza e non sognate di farvi soldi perché non si campa. Anche qui la passione la fa da padrona. Se no, sì, la passione appunto e l'amore fondamentale. e per l'arte. E se dopo, vabbè, si diventa Anche famosi o si scrive qualche bestseller, anzi milionari, Andrea, che lo scrittore è contento. tramite i libri, ben venga. E grazie anche per voi che li avete scritti. Bene. No, comunque la passione innanzitutto vale in ogni cosa e anche e soprattutto per noi scrittori, per noi artisti. Bene, bene. Allora ci vediamo alla serata finale del 7 aprile al Teatro Accademico per scoprire i vincitori del premio Prunola e ridere e sorridere insieme a Lisa. Ciao, grazie. Ciao!